Domenico Ruggio, nella sua lunga carriera tantissime foto e immagini eccezionali, eppure questi ultimi scatti realizzati nel centro Sardegna sembrano regalarle emozioni nuove. Fotografare le aquile è sempre eccezionale, stavolta è straordinario perché il nido è in un arco naturale ed ha 2 ingressi, uno da una parte e uno dall'altra. Inoltre ha allevato 2 pulcini. Siamo entrati a casa delle aquile, abbiamo vissuto con loro tutto il periodo della nidificazione, è stata un'esperienza eccezionale e fantastica. In un nido del genere, che è straordinario, è stata davvero la ciliegina sulla torta. Per i meno esperti, i 2 pulcini sono già di per sé un fatto eccezionale, ma poi c'è anche quella collocazione a fare di quello immortalato in queste immagini un nido straordinario. Ma per arrivare a questo, evitando polemiche sui rischi che si potrebbero far correre agli animali, bisogna seguire rigidissime regole, norme comportamentali ferree per evitare di disturbare i rapaci. Fotografare i rapaci vuol dire innanzitutto rispettarli, allora bisogna costruire i capanni per tempo, cioè prima della nidificazione, e iniziare le riprese solo quando i pulcini sono granditi, raggiungendo il capanno di notte e uscendo di notte. Adulti e piccoli non sembrano mai accorgersi degli intrusi poco lontani. Quel volo finale, dopo l'allenamento, conferma che i pulcini sono diventate aquile, nessuno li ha disturbati.